insomma, sono tre poi industriali, imprenditori, allora, un tedesco, un americano e un italiano. Allora fa tedesco, noi in Germania abbiamo fabbrica di automobili di grande qualità, però quello che noi ci mette in evidenza è che questa fabbrica che noi facciamo automobili, noi a fare soltanto 2 persone a lavorare, uno attacca bottone inizio catena di montaggio e uno fine controllo prodotto finito. Siamo tanto avanti, americani. Ma guardi, noi invece in Massachusetts abbiamo una fabbrica di anche noi, fabbrica di industriale, very, very well. Dove avere 10 operai, ma fare 100.000 macchine ogni settimana. Una roba vergognosissima. E quell'altro fa, ma mi sono di 300 e ho la biga di 38 centimetri. È impossibile questa cosa tedesca. Allora, guardate, voi ridimensionatevi voi un po' e poi insomma, sì, effettivamente noi c'è mani a avere grande fabbricate in macchine, ma non avere solo tu operai, avere 100 operai, vedi? Cominciamo un momento a abbassare le orecchie, insomma, no? Ragazzi, ma Massachusetts non fare 100.000 macchine a settimana, fare 10 macchine a settimana. Effettivamente devo dire anche io una roba. Non sono di Tarzento, sono di Magnano.